Buonasera, buonasera a voi tutti, ben arrivati in Buonasera. piazza. Ma che belli che siete, mamma quanti. Che piazza meravigliosa. Buonasera, 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 buonasera. Che bello. È la prima volta dopo tanti anni che torno a Sassari, va detto. Un'occasione È meravigliosa. un'occasione bellissima ed è un vero piacere. È quasi come risentirmi a casa, che succede ogni tanto, no? Eh sì, direi di sì, perché tu sei nata qua, no? Io sono nata qui e poi, come tutti i figli degli impiegati dello Stato, ho girato il mondo, nel senso che venivano mandati ovunque. Ma poi ormai vivo stabilmente ad Olbia, dove dirigo felicemente Radio Internazionale Costa Smeralda, che è il mio cuore che batte sempre. Ma sei sempre di zona. Sono sempre in zona. Sei sempre qua vicino, un po' di cuore è sempre qua a Volete Sassari. fare un applauso alla nostra Arianna, che il suo filo l'ha trovato? Grazie, grazie a tutti. Per me è un piacere essere qui questa sera ed essere in compagnia della grande Maria Pintora. Veramente un piacere e un Grazie onore. a voi. Allora, sarà una serata di moda, Ma non solo. non solo, di stelle. Di moda, di stelle, infatti moda di stelle, avremo anche della bellissima musica questa sera, ma abbiamo anche tante cose particolari da raccontare, diciamo ci sono delle chicche questa sera. Intanto ringraziamo tutto il pubblico, ringraziamo il patrocinio del Comune di Sassari per questa bellissima serata, è Grazie al molto Comune di importante, Sassari facciamo un va applauso. esternato in qualche maniera, il grazie al Comune di Sassari va esternato, molto bene, così il Comune di Sassari è contento. Assolutamente, ringraziamo Capoterra 2000 per l'organizzazione con Assolutamente M sì. Comunicazione e la Sarip Group. Ma prima di entrare nel vivo di questa serata noi vogliamo fare una premiazione, vero? Ebbene sì, ci sono dei momenti della vita che non possono passare così inosservati, no? No, E no, devono no. essere sottolineati, soprattutto quando la persona protagonista è un'eccellenza. È un'eccellenza della Sardegna, ma non solo, un'eccellenza a livello internazionale. Credo che qui a Sassari sia praticamente un mito, ma un po' in tutta la Sardegna. Ed è per noi veramente un grandissimo, grandissimo piacere premiare Elio Pulli, il grande maestro Elio Pulli. Molto felici di vedere anche alcune sue opere che sono posizionate lungo il percorso, Sì, mettiamola esattamente, come possiamo vedere li abbiamo qua ai lati, passerella, ma non solo, Esatto. abbiamo anche questi quadri meravigliosi. E vorremmo il nostro Elio Pulli qua su questo nostro palco, così. bella Facciamolo, passerella. eccolo qua, venga. Con molta felicità l'accogliamo, ben arrivato maestro. Giovanile. Ma lei è Vuole fare giovanile, il ragazzino? non deve Ma ci farlo. riesce benissimo, del resto è un ragazzino. Sono stato ragazzino, sono stato giovanotto e adesso mi sto godendo questa età che è molto interessante, questa età che è la più preziosa per me, perché è una specie di accumulo di cose che sono create nel tempo e adesso me le sto amministrando in un modo sono diventato avaro, me le sto tenendo, le sto distribuendo lentamente. Meno male mi è rimasta la testa a posto, la volontà, la bravura, la mano ferma, tutti ingredienti che servono per fare le cose bene. E quindi, perché noi non dobbiamo creare cose che dato dice Elio Pulli, una firma, basta quello, basta una macchia. Invece io voglio sempre, qualunque cosa faccia, un ciondolino, una cosa, cerco di metterci tutto quello che ho dentro in modo da renderla preziosa, che nel tempo non si accorgano che chi ha fatto quella cosa lì ci ha messo veramente l'anima. Questo è un vero artista. Mi auguro che le nuove generazioni assorbano da lei questo insegnamento e ne facciano tesoro, perché è con il cuore e con la passione che si ottengono i risultati. Sì, per i veri artisti, perché l'arte non ti abbandona mai, quando hai una dote naturale dentro, magari ereditata, perché io ho avuto i miei genitori artisti, quindi bisogna cercare di sfruttarla per tutte le persone che viviamo su questo pianeta,
perché non finisce, non è Sassari, bisogna operare per tutto il mondo, per tutto ciò che è vita. Dove c'è vita c'è arte, dove c'è l'arte C'è il maestro. c'è tutto, perché l'arte dona amore, dona le cose più belle che ci sono, ecco, la musica ho sentito poco fa, cioè, queste cantanti, stavo dicendo al nostro presentatore amico, che oggi sanno cantare un po' tutti, e bene anche, è una cosa, stiamo vivendo un momento bellissimo per la musica, per l'arte, che oggi stiano creando attenzione anche nei paesi che erano un po' abbandonati, si sono svegliati e stanno facendo delle cose molto belle. Musei stanno curando l'arte, stanno ripristinando cose che forse avevano dimenticato, lasciate così nell'ombra, invece le stanno rispolverando, perché il passato ci aiuta al futuro. Ci aiuta ad arrivare al futuro. E allora io mi auguro che il suo passato sia anche il suo futuro con questo riconoscimento. Notte di Stelle al maestro Pulli per la lunga carriera artistica. Grazie, grazie ancora. Io vado a far compagnia a mia moglie, che ho da 65 anni e mi sta aspettando. E dica che Sì, lì che maestro. aspetta da 65 anni. Ha Che ragione donna, allora. che donna. Che donna. Va bene. In bocca al lupo. Grazie. Grazie maestro. ancora. Grazie. Fortissimo applauso per il maestro Pulli. Ma noi dobbiamo ancora chiamare qualcuno qua sul palco. Ah, perché, sì? Eh sì, perché oltre a ringraziare il comune per il patrocinio, noi vogliamo ringraziare anche l'assessore alla cultura e turismo, Manuela Palitta, e mi piacerebbe venisse qua a fianco a me a Maria. Eccola qui, venga Eccola. assessore. È uno di quegli assessori che vuole essere chiamato assessore o assessora, lei? Diciamo che il comune di Sassari ha adottato il linguaggio di genere e quindi ci chiamano assessore. Lei piace? È indifferente. Ok, va bene. Comune di Sassari che quest'estate ha fatto delle cose belle per la città. Sì, una di queste è oggi Notte di Stelle. Tra l'altro grazie all'organizzazione perché ha creato in questa piazza un momento di arte. E come diceva il maestro Pulli, l'arte porta amore in senso lato. E mi piacerebbe che l'amore per la nostra città, per la nostra cultura, l'arte, oggi si manifesta con la moda, lo spettacolo in genere, con la vostra presenza, possa risvegliare in noi quel desiderio di fare bene in maniera eccellente quello che sappiamo fare proprio partendo dal cuore. Allora in bocca al lupo. Grazie. Grazie a lei, Grazie grazie, molte, grazie. al Comune di Sassari che è così presente. Arianna, sei Carissima. bellissima, devo dirtelo. Grazie, ma anche tu sei Io meravigliosa. sono normalissima, devo No, dire no, che no, potrei no, andare sei ovunque sei così. molto elegante. Tu sei veramente una gragnocca, si Ma può de- dire che è una gragnocca. Va bene, l'ho detto. Devo ringraziare gli stilisti che ci vestono. Allora vogliamo perché- cominciare con loro? Assolutamente sì, iniziamo subito con la prima stilista di questa sera che direi quasi che non ha bisogno di presentazioni perché anche lei è una grandissima artista e si chiama Maria Conte, un'artista del gioiello. È un'artista che ha dedicato la sua intera vita al gioiello e che crea delle rappresentazioni che sono dei veri e propri pezzi d'arte in cui la figura della donna è sempre centrale. Lei fa un accurato studio dei metalli, delle pietre preziose, ma non solo, anche della civiltà nuragica e inserisce tutto in queste creazioni meravigliose. Ha sfilato in tutto il mondo, da Roma, New York, Berlino, Singapore, è arrivata sino in Australia, ha sfilato in tutta la Sardegna, è presente nelle più importanti pubblicazioni del settore. E questa sera però è qui e noi vi lasciamo in compagnia di Maria Conte! A voi. Thank
la grandissima Maria Conte. Maria Conte, meritati applausi con la sua bellissima modella Valentina. Grazie, grazie. E continuiamo la nostra serata sempre all'insegna della moda con Irene Piccinu, diplomata presso l'Istituto d'Arte di Sassari. Dopo varie esperienze artistiche ritorna all'antica passione dei tessuti, dipingendo e stampando con la xilografia, giocando con sgorbie e colori, ricercando nei decori dei tappeti sardi e dei ricami nuovi stimoli per nuovi accessori. Sperimentare e giocare, perché la moda è gioco e sperimentazione, ed è così che nasce la moda di Irene Piccinu. La moda di Irene Piccinu.
prendere i meritati applausi. Grazie Irene, grazie alla sua splendida modella, grazie. Grazie a tutti. E prima di proseguire con la nostra serata, questa volta con la musica, vorrei ricordare un paio di piccole cose. Vedo tante persone con le macchine fotografiche, i telefonini in mano, potete fare tutte le fotografie e i video che volete, non c'è nessun problema. C'è solo un piccolo divieto, non potete pubblicarle sui social. E continuiamo all'insegna della musica, questa volta con un'altra cantante, una grande artista che non ha bisogno di presentazioni, una delle più grandi cantanti sarde, il maestro Elio Pulli va via, ancora un applauso per lui. Grazie maestro, grazie. Grazie, ci fa piacere vedere che sia così amato qua come amato in tutta la Sardegna. Vi dicevo, questa sera abbiamo qua con noi un grande personaggio della musica sarda. Questo personaggio è Franca Pinna. Grazie Franca, vieni qua alla luce. Vieni, Grazie, avvicinati. buonasera a tutti. Ciao. Grandissima Franca, una donna meravigliosa che ha dedicato la sua vita alla musica sarda, o sbaglio? Sono ben 48 anni Ma non dirlo. che seguo le tradizioni e mi esibisco su tutti i palchi della Sardegna, oltre l'oceano. E non solo, tu e ti non sei solo, esibita appunto. un po' in tutto il mondo. Sì. Hai portato la musica sarda in tutto il mondo e questa è una cosa molto molto importante perché la cultura sarda viaggia anche attraverso la musica, viaggia attraverso l'arte di Elio Pulli e viaggia attraverso la Esatto. musica con personaggi come te. Ci unisce la musica. Perciò questa sera sono qui per salutarvi con un mio canto, una canzone diciamo, prodotta da me. Bellita Bellita è un canto che si coordina con il ballo sardo e i mutos, una canzone tradizionale, Una un canzone corteggiamento famosissima tra Sì. l'altro se non sbaglio, quindi sicuramente sentendola il nostro pubblico la riconoscerà. Io vi lascio in compagnia di Franca Pinna. Grazie. Tenenina, hai questo ballo a ballare, su Romeo da può dare, tal sei bellita, bellita.
Brava, Brava, Pina. grazie. Auguri Lucia, un applauso, è stata bravissima a farmi compagnia. Ciao. Bravissima Franca e bravissima Lucia. Avevamo anche una ballerina, hai visto? Incredibile. E continuiamo ancora con la musica, questa volta con la giovanissima Angelica Ilva. Una cantautrice che, sebbene sia molto giovane, ha molte importanti esperienze all'attivo, tra cui partecipazione per ben 2 volte al programma Ti lascio una canzone condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, la seconda volta accompagnata dal piccolo coro di Sant'Efisio di Capoterra, anch'esso abbastanza famoso. Ha duettato con artisti come Alessandra Moroso, Marco Mengoni, Lorella Cuccarini. Arriva in finale per ben 2 volte al concorso La Bella e la Voce, aggiudicandosi una volta il terzo e in un'altra edizione il secondo posto. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito all'interno dell'album Voglia matta di scrivere, con testo e musica interamente suoi. È impossibile citare tutte le esperienze di questa giovane cantante. L'ultima che posso dirvi è che nel 2018 entra nel programma The Voice con l'approvazione di tutti e 4 i coach, ma lei alla fine sceglierà di entrare nel gruppo di J-Ax. È per me un piacere presentarvi Angelica Ilva. Buonasera. Ciao Angelica, benvenuta. Ciao, grazie. Cosa canti questa sera? Allora, il primo brano che vi propongo è un medley delle 2 canzoni cantate a The Voice e poi scopriremo più tardi. Ho perso il microfono, eccoci qua. E poi sarà una sorpresa. A voi Angelica Ilva. Grazie. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. I can leave you just as fast. But you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me like
Brava Angelica, raccogli l'applauso della gente, gli applausi sono per te, sei brava, Grazie. sei brava, ok? Grazie. L'applauso è per lei, la giovane Grazie. Angelica, alla quale auguriamo un futuro strepitoso. Grazie, a Torniamo più tardi. alla moda, rientriamo nel nostro ambito, torniamo alla moda. Tra poco le ragazze indosseranno per voi degli abiti bellissimi. Vediamo di raccontare di questa stilista. Della moda ama il lato più sussurrato e sobrio, quello che traspare dall'armonia e dalla finezza dei suoi capi, portandola al di là della pelle. Paola Tangiano sceglie uno pseudonimo per identificare il suo stile, diventa così Nitael, da cui prende il nome il suo laboratorio artigianale. Nitael, sapete chi è? È un angelo, è l'angelo il cui dono dispensato è l'eredità. Infatti Paola è figlia d'arte, l'eredità arriva dalla mamma, Enza Frasso, maestra pellicciaia in Sardegna, educata quindi anche dalla sua mamma a riconoscere lo stile, a realizzare creazioni in pelle e in pelliccia naturali ed ecologiche, accostando magistralmente tessuti che richiamano l'isola. La pelle rimane comunque il suo punto di forza, ne definisce lo stile elegante di tendenza, apprezzato poi in tutta l'isola e non solo. È presente a Roma in occasione del Fair Play, riscuote grande successo e ultimamente vede sfilare le sue creazioni anche in Corsica nella manifestazione Mascaras Ajaccio. Talvolta declinati al mistero, i suoi capi non rinunciano mai alla praticità. Io li ho già visti, sono bellissimi, fate altrettanto voi. Questi sono gli abiti di Paola Tangiano. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. We took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, baby. Roll that backward, baby, and let me go. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage.
bellissime per degli abiti fantastici della nostra amica Paola Tangiano. Spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me. Applauso per lei, brava artigiana. La vera forza dell'economia sono gli artigiani, sia che si occupino di capi raffinati come le pelli o la pellicceria, nel caso di Paola Tangiano, come nel caso invece in cui si parli di gioielli. È il momento di Daniele Sizzia, figlio e nipote di artigiani. Da loro ha preso i primi rudimenti per la lavorazione dei materiali. Per anni ha lavorato nelle botteghe artigiane. Il laboratorio, il suo, è nato nel 2005. Da tanti anni l'amore per il bello e la cura del dettaglio, unito alla passione e alla creatività, fanno di lui un fabbricante di oggetti preziosi, dei veri pezzi unici, particolari. Ama dare forma alle sue idee, dedicare gran parte del tempo alla realizzazione di bozzetti e vedere nascere nei suoi laboratori artistici e artigianali molto di più che dei gioielli. Realizzati con pietre preziose e semipreziose come la madreperla, il corno e il corallo, tante sono state anche le sfilate regionali e nazionali al fianco di personaggi famosi del mondo della moda, ricevendo poi da loro importanti premi e riconoscimenti. E allora io vi dico, strofinate gli occhi e preparatevi a vedere delle vere meraviglie, quelle di Daniele Sizzia.
Avevo ragione? Avete strofinato gli occhietti? Erano bellissimi i gioielli del nostro amico Daniele Sizzia. Ok, pellicce, gioielli. Qual è l'altra cosa preziosa? La voce. La voce è una cosa preziosissima, soprattutto quando è bella, perché rincuora, no? Mette di buon umore, che sia una voce parlata e ancor meglio quando è una voce cantata, come quella di Enrica Pintus. Salve, buonasera a tutti. Ciao Enrica. Ciao. Allora, comincia a dirmi intanto due cose di te. Tu sei cantante ormai di professione, dimmelo. Ci Sì, proviamo, non ci si proviamo. smette mai di Non si imparare, smette questo è mai. l'importante, partire dal principio che non si smette mai di imparare. Che canzone proponi stasera? Questa sera faccio un omaggio a Mina, ancora, 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 torniamo indietro nel tempo. E allora ancora, 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 applausi per Enrica. Grazie. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Sì, ma se torno sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Stupendo sei l'amore sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora di abbracciarmi, ancora di pigliarmi, ancora di amarmi, ancora perché ti amo ancora, 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 ancora. Confusione la tua mente quando ama completamente, sì, con le sue percezioni mette a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora sul mio collo, ancora e di amarmi ancora, di pigliarmi ancora, di amarmi ancora, farmi morire ancora, 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 ancora.
Ancora sì. Grazie mille. Molti applausi, Grazie. ancora Grazie mille, grazie. applausi per la nostra amica Anna Rita, Eccoci. che ritroveremo Grazie. poi. Grazie mille. Grazie a te. Ora, io vivo alla radio praticamente 26 ore al giorno, perché questa è la verità, e per molta parte della mia giornata parlo di pubblicità. Indovinate cosa devo fare adesso? Dai, spara la grossa. Un po' di pubblicità, ok. Allora, io vorrei che voi mi aiutaste a ringraziare l'Hotel Panorama di Cagliari, Homeland Sardinia, organizzazione eventi a Capoterra, e poi Sailing Gym, palestra di arti marziali a Cagliari, Mida Charter, noleggio imbarcazioni da diporto a Cagliari, Corsa Luci, noleggio palche luminarie in zona industriale a Sarroch, Assocral One for All, convenzioni a Cagliari, APIG di Porco Ignazia Francesca, imprese di pulizia a Capoterra, e chiudiamo con un applauso per tutti, ma anche per Electric Line, impianti elettrici a Capoterra. E abbiamo fatto anche questo. Ora io mi ricordo di lei per via del filo, il filo di Arianna. Arianna, tesoro, torna qui con noi, Arianna. Sono qui, tesoro. E allora, vediamo un po' di raccontare che cosa succede adesso. E adesso continuiamo con la moda, continuiamo Vai. con l'arte e con la moda. E questa è un'artista molto poliedrica. Infatti la linea Cocceputti di Simona Goxoi comprende Saspizzinas e Sasfeminas e nasce da un'idea proprio di questa poliedrica artista, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il merito della fotografia artistica italiana Vittorio Sgarbi, Verona 2016, con l'opera Quadro al cupo Magister Elio Pulli, che abbiamo premiato questa sera. Un altro applauso. Sono ispirati alla tradizione sarda tutti gli oggetti creati da Simona Goxoi e sono nati o per essere indossati o per portare nelle vostre case i racconti, i colori, i decori della Sardegna. La linea di Saspizzinas comprende infatti tazze, tisaniere, impiattate e orologi, e voi non ci crederete ma le vedrete qui stasera su questo palco, che accompagneranno le nostre modelle. La linea Sasfeminas invece rappresenta le donne forti, coraggiose ed eleganti. Ciò che veramente colpisce nelle sue rappresentazioni è che Simona ripropone decori paese per paese, tracciando ogni dettaglio e attribuendo quindi una documentazione storica, un valore storico e documentale alle sue rappresentazioni. È difficile descrivere le opere di Simona Goxoi, è molto 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 più facile ammirarle. E allora guardiamole. E quindi guardiamole. Simona Goxoi!
La creatività poliedrica di Simona Goxoi. Grandissima Simona, complimenti. E questo è un altro dei modi meravigliosi in cui la Sardegna si porta in giro per il mondo. Grazie Simona e grazie Valentina. E continuiamo sempre con la moda, questa volta è il momento di Giusy Mura. Secondo Giusy, la moda di oggi racchiude diversi stili del passato che ritornano in maniera ricorrente. Lei ne fa una sapiente sintesi in questa collezione, che si ispira di base agli anni 70, nei tagli essenziali e nelle linee fluenti e morbide. Abbiamo dei richiami agli anni 20 e 30, nelle profonde scollature sul davanti e sul dietro degli abiti, e nei ricami dei tessuti impreziositi da paillette e piume, ai favolosi anni 50 e 60 in linee sinuose e sensuali che ci fanno ricordare la mitica Marilyn Monroe. Il tutto ravvivato da colori decisi e brillanti degli anni 80. Insomma, una vera esplosione di moda, quella di Giusy Mura. Io la ringrazio perché questo è un suo abito. A voi la moda di Giusy Mura. Everybody said to do each and every little bit, but what does it bring if I ain't got you? Ain't got, hey, baby, you don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend, you ain't got to be so black and black, so black. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Somebody, to love somebody the way I love you. No, 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 no. You don't know what it's like. You don't know what it's like. There's a light, some kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every little thing,
sfavillante ed elegantissima di Giusy Mura. Grazie Giusy, grazie. Giusy è timidissima, quasi non voleva arrivare alla fine della passerella, ma deve prendere questi meritatissimi applausi. Andiamo ad annunciare il prossimo ospite di questa passerella. Parliamo ancora di gioielli. Vive e lavora a Galtellì. I suoi gioielli sono stati esposti in numerose esposizioni e manifestazioni a carattere internazionale. Le creazioni sono contaminate dal suo habitat, nelle forme ma anche nei materiali. Rispecchiano il carattere di una natura selvaggia e impenetrabile, influenzata da millenni di storia, ma guardano anche al futuro, come giusto che sia, con una ricerca infinita di stili e di linguaggi, a volte molto contemporanei. Per la realizzazione dei gioielli usa antiche tecniche tramandate da secoli, che alterna con tecnologie nuove di progettazione e di produzione in diversi campi di applicazione del design. Collabora con il laboratorio orafo Seraf di Orgosolo nella creazione di alcune collezioni con il marchio Intro Gioielli. Per voi le meraviglie di Luca Cossetto.
Il prezioso cuore della Sardegna batte quindi con i gioielli di Luca Cossetto. Belli gli artigiani, fanno delle cose meravigliose, sono innamorata del loro lavoro, qualunque sia la loro arte artigiana. Ne arriva un'altra, è sarda, modellista, stilista, diplomata presso la scuola di moda come l'Euromod School Istituto Europeo per la Moda di Bergamo, e ha da sempre avuto questa grande passione per il cucito, fin da quando era piccina. Una passione che, come sempre succede fra mamma e figlia, arriva dalla sua mamma, che ha sempre cucito per la famiglia, e anche dalla sua nonna, che anche lei cuciva abiti da sposa. Nel 95 ha iniziato la sua formazione, ha lavorato in diverse sartorie, ma sempre con un sogno nel cassetto, quello di aprire un'azienda tutta sua. Il sogno si è avverato solo nel 2014, quindi pensate per quanto tempo ha dovuto sognare prima di avere questa azienda tutta sua, la Monia Taras Creazioni, laboratorio di alta moda sartoriale. La particolarità delle sue creazioni è l'ispirazione al Medioevo. Disegna e realizza personalmente le sue collezioni, ne cura i dettagli e le rifiniture e sceglie il materiale italiano di prima qualità, perché la sua priorità non è la quantità, ma per fortuna la qualità. Diverse le esposizioni alle quali ha partecipato, è stata vincitrice del premio per la migliore creatività al concorso nazionale di alta moda tra arte e artigianato a Chieri, in provincia di Torino, nel 2017. Fa parte dell'associazione Isole Faber, di cui fanno parte tante artigiane sarde e una siciliana, con lo scopo di far conoscere tutte le loro arti e parlare poi con una sola voce, che è la cosa più bella. Le sue creazioni sono esposte qui a Sassari, nei prestigiosi punti vendita di Arte Nova, Wedding Gioielli Partecipazioni e il Fiorino Gioielli a Valle d'Oria, presso il club Villaggio Marina Manna, ma anche a Samugheo, in provincia di Oristano, alla mostra dell'artigianato sardo, di cui Samugheo è, come dire, città pilota. E allora la vogliamo ammirare in tutto il suo splendore, la moda di Monia Taras. Dimere,
da questo clima medioevale, quasi magico, arriva la principessa del castello, Monia Taras. E adesso continuate con gli applausi, perché Indovina Indovinello dobbiamo ringraziare un altro gruppetto di sponsor. Mi aiuta? Mi dà una spinta, mi dà proprio un applauso, un po' di forza. Allora, bravo, complimenti. Lei poi mi sarà utile, caro Alberto Cocco. Siamo a ringraziare al Kral Saras di Angelo Moratti, Saroc, Demolizioni Congio e Co, SNC Demolizioni Industriali a Capoterra, Udella Sport, Articoli Sportivi a Cagliari, Soccorso Stradale Pala e Curreli, Autotrasporti e Soccorso a Capoterra, Nicola Satta, Rappresentanze a Cagliari, Del Tapi, Articoli Tecnici Industriali a Macchiareddu, Monaco Navi, Studio di Ingegneria Navale e Meccanica a Capoterra e ancora Cesi, Costruzioni Edili Stradali Industriali, Selargios. Vai con l'applauso. Oh. L'ho testè nominata, caro e vecchio amico, posso dirlo, perché vorrei che mi raggiungesse. Vorrei vicino a me il mio amico Alberto Cocco. E dall'altra parte vorrei il mio nuovo amico Mariano Marras. Vieni Mariano. Vediamo di capire perché questi due miei amici, uno di vecchia data e uno invece di una new entry, un nuovo conio, si incontrano qui in Piazza Fiume a Sassari con una targa in mano. Allora, innanzitutto siamo vicino a una ZTL, targa importante, hai capito? Parli con una che a Olbia con la ZTL ci campa da almeno 6 mesi con una notizia del giorno, sempre. No, a parte gli scherzi, innanzitutto devo ringraziare il Comune di Sassari, ringrazio l'assessore che è qui presente, ringrazio il sindaco per la grande opportunità che ha dato a Capoterra 2000 di organizzare un evento qui a Sassari in Piazza Fiume. E siamo veramente orgogliosi di averlo fatto qua in Piazza Fiume perché abbiamo visto che si presta veramente molto bene per un evento compatto, per un evento seguito, perché fin quando le persone rimangono sedute al loro posto vuol dire che lo spettacolo è gradevole, questo ci fa piacere. Quindi vi chiedo di farvi un applauso a voi, pubblico di Sassari. Esagerate adesso, esagerate, è il vostro momento. Perché abbiamo a fianco a noi Alberto Cocco? Allora, Alberto Cocco, io lo conosco da qualche decennio, ha presentato eventi importanti a Cagliari e anche in altre parti della Sardegna con Capoterra 2000, quindi siccome oggi siamo a casa sua, era opportuno riconoscere quello che lui ha fatto per noi, quello che lui ha fatto per Sassari, quello che lui ha fatto per Cagliari, quello che lui ha fatto per la Sardegna. Quindi veramente un applauso per Alberto Cocco che porta alto il nome della Sardegna intera, perché Alberto è un professionista in quello che fa, l'ha sempre dimostrato. Naturalmente Alberto, lo sappiamo, è un po' particolare, è un po' praticamente molte volte vive anche nel suo mondo, però è un mondo che piace, un mondo che continua a piacere, un mondo che ci fa ancora piacere avere in mezzo a noi. E quindi per questo ci siamo permessi noi di Capoterra 2000 di omaggiarlo di una targa in riconoscimento della sua carriera, che non è ancora finita, naturalmente. Puoi anche fare gli scongiuri, Alberto, ecco. E quindi un riconoscimento proprio per quello che ha fatto per noi, ma anche per la Sardegna intera. E allora consegniamo la targa al nostro amico Alberto Cocco con il cuore della città e con il suo cuore sempre presente. Però non pensare di andare via così, che tu sbasciucchi a destra e a manca e vai. Non funziona così. No, allora adesso devi anche dirci dal tuo punto di vista come ricevi questo riconoscimento. Ricevo con grande orgoglio, con grande emozione, perché Capoterra 2000 è una scommessa nata 20 anni fa. Io sono stato il presentatore della prima e seconda ora, ho visto con grande entusiasmo
la passione, la competenza, l'intelligenza di Mariano Maras e del tuo staff. Ho visto nascere giovani modelle che poi sono diventate stelle della moda in Sardegna. Ho visto un gruppo che ha saputo rinnovarsi. Prima il mio amico Mariano ha detto che io sono particolare, è vero, sono un uomo particolare perché amo scrivere, amo creare, sono insofferente alle cose quando improvvisamente si interrompono e per questo mi arrabbio quando vedo che la politica si stacca dal mondo della creatività dell'artigianato. Più volte mi sono arrabbiato con Mariano quando si lamentava e gli dicevo: non dobbiamo lamentarci, dobbiamo reagire, dobbiamo far valere le ragioni della bellezza, della forza, dell'energia, delle idee. Io scrivo e ci sono momenti che spaccherei la mia mano contro il muro quando non mi viene un'idea per un film, per una sitcom, per le cose che sto scrivendo. E la vera forza è essere più forti delle nostre debolezze, dei nostri limiti. Questa è una città dove io sono venuto a vivere nell'82, la amo immensamente e amo i suoi limiti, i suoi difetti. Voglio vederla rinascere, voglio vederla rifiorire, non voglio che vi piangiate addosso, voglio che Cagliari e Sassari ritorni là. Un attimo, è che ma ancora con voglio che l'isola intera, perché non voglio la Sardegna dei comuni, non voglio la Siena del Paglio, voglio che l'isola intera riprenda la forza, l'energia, l'orgoglio di alzare la testa. Siamo una terra straordinaria, abbiamo una creatività straordinaria, una storia straordinaria. Smettiamola di piangerci addosso e ripartiamo tutti insieme da qui. Grazie Alberto, grazie Alberto. Fai la passerella, va, fatti sta passerella, avanti. Oh, e questo è l'applauso per il nostro amico Alberto. Prima mi stava venendo da chiamarti Albicocco, ma mi è arrivata fin qua, poi Per il nostro amico Albicocco, io sono nato come Albicocco, vedi? E ho dovuto farmi crescere la barba e il pizzetto brizzolato, ma sono sempre Albicocco per te, all night long. Va bene, un applauso ad Albi e torna con me anche la bella Arianna che continua a seguire il suo filo. Cara mia Arianna, vieni qua. Eccomi qua. Arianna, siamo arrivati ad un altro punto importante di questa sfilata, di questa serata. Importante, ho sentito Ancora che prima stelle. avete premiato Albicocco, che si chiama, Esatto. secondo me Cioè, si chiama Albicocco, io è l'ho vero. sempre conosciuto così. A casa lo chiamano Albicocco? Sì, ma è conosciuto Sulla guida del telefono è scritto Albicocco. come Albicocco, lui è Albicocco. Io ho presentato con Albicocco, forse quanto è stato? 20 anni fa circa qua a Sassari. No, Vabbè, che è un 15, zecchino d'oro, cioè era una 15, bambina. 15. però. No, io sono più vecchia di quello che sei. Va bene, torniamo a noi, ma vediamo un po' chi arriva ora. Torniamo a noi, adesso tradizione è la parola d'ordine, ma una tradizione intramontabile, sempre attuale, quella degli scialli di Paola Sailis. Sono scialli meravigliosi, lei studia e riproduce i ricami del passato e li ripropone nei suoi scialli e questa sera ci presenta una collezione dal titolo Il giardino di Paola che viene creato in collaborazione con la sua figlia Denise. Ci presenta non solo gli scialli ricamati ma anche abiti, fasce, quindi vedrete le nostre ragazze in tutto il loro splendore coperte di tradizione. Inoltre c'è da dire una cosa di Paola: lei non ama definirsi una stilista, lei vuole sempre definirsi una ricamatrice, anche se ormai noi la consideriamo una grande stilista. Paola Sailis. A voi. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul? Will you hold me now? Or will you take me home? Or will you take me home?
I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. You say space will make it better and time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. You say space will make it better and time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken soul? Or will you hold me now? Or will you take me home? 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 Or will you take me wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take Tradizione era la parola d'ordine, ma una tradizione proiettata nel futuro, quella di Paola Sailis. Grazie Paola. Grazie Paola e grazie alla bellissima Erika. E siamo quasi agli sgoccioli di questa serata, lo sapete. Io spero che vi sia piaciuta. Vi è piaciuta? Sì, grazie. Bene, siamo molto contenti, siamo veramente contenti perché alla fine l'anima di una serata è il suo pubblico, quindi l'anima siete voi. Grazie, grazie davvero. Continuiamo ancora con la moda con Silvia Franca. Silvia Franca è titolare della sartoria Pret-à-Porter 22 di Sassari e dopo tantissimi anni di lavoro nel settore, nel 2014 ha iniziato a presentare piccole collezioni di abiti da sera assolutamente esclusivi di altissimo livello sartoriale. Gli abiti che ci presenta oggi sono ispirati agli anni 70, nelle fantasie astratte, nei colori frizzanti e nelle geometrie presenti nell'interior design tipico del periodo anticonformista per eccellenza. Io le rivolgo un ringraziamento particolare perché quest'ultimo abito che indosso è suo. A voi le creazioni di Silvia Franca. Yeah, you got
Eleganza esclusiva e anticonformista di Silvia Franca. Grazie anche alla nostra Silvia Franca. E beh, bisogna fare un po' di ringraziamenti, quindi vorrei che mi faceste un bel applauso alla fine di tutte le persone, di tutte le attività che citerò per ringraziarle, perché alla fine queste belle manifestazioni sono possibili anche perché ci sono delle persone dietro che collaborano. Vorrei ringraziare Gewi Limited Edition, Idea e Regalo Gioielleria Corte del Sole di Sestu. Vorrei ringraziare TechFind di Giuseppe Beligiu, Impianti Industriali e Consulenza Selargius. Vorrei ringraziare Entusa SRL, fornitura di strumenti di misura Cagliari. Riverso SRL, servizi ambientali di Cagliari. Il Box Office, vendita ticket Cagliari. Sardex, che sicuramente tutti conoscete, circuito di credito commerciale di Serramanna. Mauro Acciai Inossidabili, commercio, profilati ferro e acciaio a Cagliari. Grazie a tutte queste persone, un applauso per loro. E ahimè siamo giunti ai ringraziamenti finali e io voglio qua, sulla nostra passerella rossa accanto a me, la grandissima Maria, guarda. Maria è 40 anni che sono solo Maria. Esatto, non c'è neanche bisogno di dire il tuo cognome, non c'è neanche bisogno di dire Pintore perché ti conoscono tutti. Basta dire Maria, la mattina quando accendono la radio è Maria, Maria. Non c'è nient'altro, non c'è per nessuno, è Maria e basta. Assolutamente, e da non confondere con Radio Maria. Quelli mi hanno copiato, devo dire secondo che me ti hanno copiato perché quelli prendono dappertutto. Prima non ci sono arrivata prima io, devo dire sono arrivata prima io e poi loro. Vabbè, scherzo, non sia mai davanti all'Altissimo, non si scherza, però voglio dire, sono arrivata prima io, è un dato di fatto. Vero. Ecco, va bene. Senti, siamo arrivati alla conclusione di questa serata fantastica. Siamo arrivati alla conclusione. E allora, prima che la luna ci porti a Nanna, andiamo a ringraziare le persone che hanno lavorato per noi, ma soprattutto per voi stasera. Ringraziamo di nuovo il Comune di Sassari per il patrocinio. Assolutamente sì, l'assessore con cui abbiamo parlato prima, che è qua con noi. Grazie per averci sostenuto. Un ringraziamento va alla Sarip, va a Caracter per la stampa su tela dei pannelli. Va a Public Over di Claudio Rotunno per l'allestimento, la ditta Scandellari. L'associazione Capoterra 2000 con il presidente Mariano Marras e lo staff composto da Giulia Auriemma ed Erika Izzi. Un applauso per loro. Alle sartorie, le indossatrici di Capoterra 2000 e tutti gli ospiti musicali che abbiamo visto questa sera. E poi Claudio Castangia, che ringraziamo, la regia luci di Paolo Meloni, la regia audio di Maurizio Fadda e poi i fotografi Sergio Scano e Cristiana Cappagli, bravissimi, sempre lì attenti, che ci hanno fatto tante belle foto, ci fanno sembrare anche più belle di quello che siamo. Grazie. Un ringraziamento va anche al make-up di Laura Masia. Grandissima Laura, un ringraziamento veramente speciale per Laura. Brava Laura. Tu hai da ringraziare anche un addetto stampa, mi Io vorrei pare. ringraziare anche l'addetto stampa Roberta Gallo, il lavoro che fa è molto importante, grazie Roberta. E ringraziamo gli ospiti d'onore. Tutti gli ospiti d'onore, a cominciare dal grande artista che è stato con noi in apertura e all'altro grande artista che è stato con noi in chiusura, Alberto Cocco, quindi grazie a loro. E grazie a voi per essere stati con noi fino ad ora. È stato un piacere tornare a Sassari per una serata di bellezza, devo dire. Sono stata molto felice, ringrazio Mariano per questo e ringrazio Arianna che è stata una piacevolissima compagna di Io ringrazio di te, è stato veramente bello presentare e un onore per me davvero. Grazie a voi. Veramente bellissimo. Grazie. E allora, da Arianna e da Maria, buonanotte. Buonanotte. Grazie a tutti. Solo un piccolo appuntamento, diamo 2 appuntamenti. Sì. I prossimi appuntamenti, il 14 al Parco Artistico di Dolianova, il Parco Artistico di Gianni Argiolas, una sfilata immersa nella natura, nel bosco. E poi il 15 a Porto Scuso. Ancora, buonanotte a tutti. Buonanotte a voi e grazie per essere stati con noi. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove. Non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere.